Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Questo è il parco acquatico di Rende, è completata l'opera. Ci entriamo con le telecamere, penso sia la prima volta che una telecamera entri all'interno per vedere quello che è previsto in questo luogo d'aggregazione pensato un po' di tempo fa e che doveva essere già messo in funzione, quindi entrare in pieno regime, ma che ancora purtroppo è fermo. Vediamo, proviamo un attimo, proviamo ad entrare e vediamo quello che c'è. Vediamo che cosa troviamo qui all'interno. Questo, che cos'è questo? Ah, questo è una specie di auditorium. C'è il sindaco Manna, questo è l'auditorium, dovrebbe essere l'auditorium per ospitare convegni, dibattiti, incontri. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che una telecamera entra in questo luogo. Sì. È stato ultimato da qua. Quando verranno consegnato? Ma i lavori sono andati in corso di completamento fino al 2016, l'inizio 2016, poi ci sono stati altri piccoli interventi, ma insomma devo dire un collaudo è stato fatto nel 2016, però alcune rifiniture sono state fatte nel corso di questo tempo. Questa è un'opera costata all'incirca 16 milioni di euro, no? Sì, qualcosa in più. Quanto sì, esattamente? Qualcosa in più, perché erano 15 milioni più 3 milioni e mezzo che abbiamo ottenuto dalla Regione Calabria per completare. Progettata nel... Ideata e progettata da 12 anni almeno, insomma, quindi dato l'idea è quella, almeno l'idea viene dalle vecchie amministrazioni. Capito, però da 10 anni non è ancora... Ma io non credo che si deve stupire, perché i tempi della realizzazione delle nostre opere purtroppo sono questi. Se andiamo a vedere tutte le altre opere che ci sono, metropolitane e quant'altro, sono progettate da 20 anni e ancora non sono realizzate, quindi devo dire perché questo è il un dato. calabrese deve aspettare 30-40 anni per poter utilizzare un qualcosa che invece è stato pensato per migliorare la qualità della vita? E questa è la battaglia, devo dire, che dovremo fare tutti quanti per far sì che quando qualcosa viene progettata, la realizzazione, i tempi burocratici devono essere assolutamente abbattuti. Io devo dire, l'idea di pensare ad di attendere il nulla osta di questo ente o di quell'altro ente, cioè qui veramente bisognerebbe intervenire fortemente, tant'è vero che forse bisognerebbe introdurre una regola, che è quella del silenzio assenso. C'hai 3 mesi di tempo per rispondere, se non rispondi c'è l'assenso. Non devo aspettare un anno e mezzo, 2 anni, le lungaggini burocratiche che, devo dire, bloccano il percorso di realizzazione delle opere deve essere assolutamente tutto rivisto.
Questo è diciamo, il luogo dove è possibile poi fare dei convegni, incontri, dibattiti, sono 400 posti. 400 posti. Qui penso anche che ci possa essere uno spazio dedicato anche alla musica e quindi anche agli artisti che si occupano della musica nel nostro territorio, anche della musica classica, devo dire. Ci sono aspetti importanti che vanno valorizzati nel nostro territorio. E devo dire, io non vedo l'ora di consegnarlo ai cittadini, alle associazioni, per far sì che sia un luogo di ritrovo dei cittadini. Sindaco, però guardi, forse se si continua ad attendere ancora un po' va ristrutturato a questo punto. Ma devo dire, se si continua... perché non è possibile, questa è un'opera che adesso è... Se si continua ad attendere, i tempi anche delle gare e quant'altro sono quelli che sono, quindi non si tratta di... Ma possibile che non c'è nessuno che abbia voglia di utilizzarla questa struttura, di gestirla questa struttura? Possibile non è così, nel senso stiamo rimodulando ancora una volta il bando di gara, prevedendo ovviamente un prolungamento del contratto, e devo anche dire c'è forte interesse. È evidente che noi siamo per avere un unico interlocutore che gestisca questo dato, altrimenti era già aperto. Stiamo provando ad avere un unico interlocutore e ad avere un unico, come dire, un unico punto di riferimento nella gestione complessiva di qualcosa che riguarda tanti altri aspetti. C'è una spa, c'è un ristorante, ci sono una serie di attività che devono iniziare. Io mi auguro che entro l'anno noi riusciremo ad avviarlo. Questa è la scommessa che stiamo facendo, anche alla luce di tutta una serie di contatti che stiamo avendo, quindi da questo punto di vista non sono eccessivamente preoccupato, anche perché i tempi sono quelli purtroppo normali per un iter amministrativo e burocratico che è quello che è. Però l'opera è un'opera importante e che riguarda l'area urbana. Fermo restando che ovviamente alcune scelte strutturali forse potevano essere pensate meglio. Questo però è un senno di poi. Io ho ascoltato l'intervista di Sandro Principe, con il quale devo dire non c'è nessun tipo di problema poi a rivederci anche assieme, ci mancherebbe altro che siamo in attesa di vedere se ci dobbiamo incontrare o meno, ci mancherebbe altro, verremo a fare un'intervista e verremo a fare un confronto su queste cose, quindi nulla di tutto questo. Di certo c'è un dato: questa è un'opera che abbiamo voluto completare in una terra dove le opere non si completano perché non c'è il riconoscimento dell'idea iniziale. Qui invece si è voluta completare perché per quanto mi riguarda c'è un dovere anche amministrativo di completare le opere, e c'è anche, me lo faccio dire perché è stata ingiusta l'affermazione, il sindaco Manna non riconosce il passato. Ci mancherebbe altro, tutto quello che è stato fatto non me lo voglio assolutamente mettere intestare nella maniera più assoluta. Quello che viene da una tradizione di amministrazione del passato va rispettata. Ci sono cose che sono state fatte, sono cose buone, ci sono tante altre cose che invece forse dovevano essere pensate e fatte diversamente. Questo per esempio è uno di rientra in questa è un'opera che doveva, per quanto mi riguarda, rispondere a un altro criterio. Se avesse dovuto in qualche modo decidere di metterla in piedi, l'avrebbe fatta? Avrei realizzato un'opera del genere, perché un'opera del genere nel nostro territorio manca, con però un dato che spesso la politica ignora, che è quello della sostenibilità. Oggi tu non puoi progettare. Quindi questa non è sostenibile? No, ha parametri di sostenibilità, ma dovevano essere meglio valutate queste cose. E qui mi riferisco ovviamente alla battuta sulla barchetta e quant'altro, perché devo dire, quando utilizzi l'acqua, utilizzi costi.
devi considerare che ci sono costi, questo è il dato. Allora forse potevi pensare qualcosa di diverso, ma questo ormai è, non lo, io mi può dare atto che non ho mai rilasciato interviste solo parlando del passato, delle cose sbagliate o altro. Io sono proiettato al futuro, voglio costruirle le cose, voglio realizzare per la città di Rende, che merita tanto, i servizi che invece mancano. Si è detto la città di Rende è piena di servizi, non è così, non è così. Noi abbiamo ad oggi speso 1.200.000 euro solo per una rete fognaria che da 30 anni non veniva ammodernata. Siamo intervenuti nel cuore della città, a Commenda, per la raccolta delle acque bianche. Stiamo intervenendo sulle scuole che non erano state mai oggetto di ristrutturazione, di efficientamento. Con un lasso di tempo però è necessario intervenire nelle opere che già e lo stiamo facendo noi. E lo stiamo facendo noi, ma non abbiamo trovato cose da questo punto di vista dove si era già intervenuto. No, non è così, bisogna riconoscere. Però è indubbio che ha trovato una città che era, come dire, dal punto di vista proprio dell'idea di città moderna, c'era, insomma. Assolutamente sì, e Rende merita questo riconoscimento, ma merita molto di più, e i cittadini rendesi meritano molto di più. Questo le dico perché il nostro sforzo, che è molto più, devo dire, sotterraneo, si sbandierano meno opere così, è quello per esempio di fare la programmazione adesso per gli impianti di metanizzazione su tutta la città, dall'area industriale a tutte le zone che ci sono, che sono prive di metanizzazione. Le cose cambiano. Allora, questi sono servizi, però guardi, questi sono servizi, e sono servizi che tante altre città ce le hanno già. Noi le dobbiamo andare a realizzare. È un dato questo, che fermo restando che ci mancherebbe, si inserisce in un contesto molto, molto più ampio, però sono elementi sui quali bisogna lavorare. Rende, merita servizi importanti per la città che è, per le infrastrutture che riguarda, con un'università, con tutto quello che sappiamo essere una potenzialità. Bene, devo dire, dobbiamo dare risposte da questo punto di vista. Bene, noi proseguiamo il nostro viaggio. Guardate qui, questa era tutta l'area prevista per la socializzazione, adesso andiamo a vedere un attimo questa però guardi ancora, cioè, insomma. Se non è in funzione non ci possiamo scandalizzare di queste cose, perché se questo è il dato, voglio dire, veramente cioè, è evidente che questa va ripreso, questa è la cabina di regia. Non è ancora completata, come vedete. È difficile però trovare chi possa gestirla così, in situazioni di questo tipo. Ci va messo mano, insomma, un po' si avverte come dire, il profumo della struttura fatta da un po' di tempo e che ancora non riesce ad essere. Questa per esempio è veramente una vera e propria eccellenza. Sì. Ma come? Qui ci sono le attrezzature. Sono attrezzature qui. Questa è la palestra. Ma questa roba. Ma questa è roba acquistata recentemente perché era pronta forse per essere utilizzata. Ma da quanto tempo è che avete acquistato tutto questo materiale utile per attrezzare la palestra? Questa è roba acquistata un anno fa, da un anno. Ma può rimanere così? C'è il rischio che poi chi viene a gestirla dice: ma questa è roba ormai che... La domanda provocatoria merita una risposta provocatoria. Sì, perché quando si fa una gara rimane finché non si aggiudica la gara. È molto semplice questo. È un dato, voglio dire, sul quale non ci possiamo stupire. Non possiamo consegnare questo oggi e il resto lo apriamo dopo. Va aperto tutto, mi sembra evidente, no? Quindi si fa una gara. Ma non era forse più opportuno aspettare che venisse assegnata la gestione e poi acquistare una serie di cose? Quando... Ah, questa è la SPA. Anche qui c'è
Non dovevamo mettere l'attrezzatura? No, dico anche qui. Mi faccia no, anche qui c'è l'attrezzatura, però insomma. Mi sembra che è stato fatto un bel lavoro invece, perché si sono modificati alcuni aspetti delle cose. Devo dire, credo che si sia fatto, e questa è una vera e propria eccellenza. È qualcosa che può essere avviata da subito e verrà avviata. Sì, però io dico, questa attrezzatura acquistata un anno fa rischia poi col passare del tempo di essere obsoleta. Ma se non spendi i soldi, li restituisci. La pubblica amministrazione funziona così. Ti assegniamo dei contributi che devi necessariamente spendere. Se invece me li tengo fermi, li devo restituire. Guardi che nel comune di Rende spesso è capitato che i soldi sono tornati indietro perché non sono stati spesi. Questo è il dato. Allora, su questo bisogna confrontarsi da un punto di vista proprio amministrativo. Senta, Sindaco, quanto avete speso per attrezzarla? No, questo adesso i dati tecnici glieli comunicherò, non li ho io adesso. Possiamo ipotizzare un 3 milioni di euro per mettere tutto insieme? 3 milioni di euro è la parte che è servita per completare l'opera, anche queste strutture. Quindi ma non solo queste, se no diamo i numeri e non li possiamo. No, dico non è limitato il costo limitato all'attrezzatura, dico nella parte in cui si è dovuti rintervenire complessivamente. Questo devo dire che mi faccia capire, bisognava acquistare la roba, altrimenti bisognava spenderli? Il denaro per poter poi avere bisogna spenderli, giustamente, perché sennò tornano indietro. Questa è la pubblica amministrazione, questo è il guaio della nostra pubblica amministrazione. Ma guardi che io acquisto la roba e prima ancora le proporrei di vedere quanti mutui sono tornati indietro perché non sono stati spesi i soldi. Basta questo, basta fare soltanto un'operazione di questo tipo. Tutto qui. Quando tu hai un finanziamento e avvii, per esempio, come è stato fatto, la differenziata sulla città e quant'altro, devi intervenire e devi realizzarla, altrimenti il progetto decade. Molto semplice. Continuo a pensarla che sia una sorta di bizzarria proprio nell'immaginare la gestione della cosa pubblica. Non è un'accusa di volta. Personalmente io mi scontro ogni giorno con questa burocrazia. Noi siamo in attesa di realizzare progetti che sono datati nel tempo. Nella intervista che le ha rilasciato l'onorevole Principe, lei torna sempre lì sull'intervista. Ha ricordato il finanziamento del castello. Mi pare che lì lo scandalo non ci sia stato. È una cosa del 2008, di quando era? Adesso si realizzerà. Questo cosa significa? Che il nostro territorio. Ma Sandro Principe ha chiesto un confronto. Ma ci mancherebbe, nessun problema. No, però le devo dire, ma lì non abbiamo motivi o una visione diversa delle cose. Quando ha detto poi il mutuo è andato perso, abbiamo dovuto richiedere altro, ho chiesto a Giacomo Mangini un altro finanziamento, questo sta a significare che la nostra terra, la regione Calabria, che è la nostra regione, che purtroppo è l'ultima delle regioni d'Europa, purtroppo presenta queste criticità, non riesci ad avere la velocità della realizzazione delle cose. Questo è il dato. Non è un caso che se oggi si va a fare il restauro del castello si fa dopo 20 anni, cioè questo è il dato. Sindaco, guardi, qui bisogna intervenire però. Ma sicuramente bisogna intervenire perché sennò si perde la struttura. Vediamo le altre aree. Lei ci viene ogni tanto qui? Viene a controllare. Come no, ci sono venuto più volte, come vede si sta facendo adesso la pulizia, si mantiene. Ma il verde, voglio dire, ma se io le chiedo scusa, se non è in funzione, il verde è così. Non mi pare questo cioè il vero problema è altro. Il vero problema è dare una progettualità a questa opera. Ma perché nessuno vuole quest'opera? Ma non è vero, non dica questa cosa, perché lei passa una informazione che non è un'informazione esatta. L'interesse verso quest'opera è stato manifestato da più imprenditori. Dovremmo pensare se fare eventualmente un ATI fra più imprenditori o se avere un unico gestore. Allora, su questi dati adesso ci stiamo ovviamente lavorando e stiamo provando
a trovare la soluzione migliore da questo punto di vista, ma sicuramente è un'opera di grande impatto per tutta l'area urbana. Ripeto, con tutte quelle che possono essere anche, voglio dire, le perplessità che ognuno può avere su questa o quell'altra scelta, ma che complessivamente sia una opera importante e che sul territorio possa funzionare e funzionare, dia anche un servizio. Ma ha cambiato idea su quest'opera? No, perché prima non aveva questa No, le mie perplessità sono rimaste identiche. Dopodiché io mi faccio carico dei problemi che ci sono e vedo di affrontarli. Questa è la diversità fra chi prende le distanze sempre tout court da tutto e chi invece poi si rende conto che queste cose non possono rimanere così una cattedrale nel deserto. Qui l'acqua, per esempio. Ma non ci può essere l'acqua in questo momento perché non è in funzione. No, ho capito, dico, ma l'acqua qui dove si prende, dove si... No, come ci sono le pompe, c'è tutto. Io forse le devo dire che a completamento di questa intervista forse è opportuno che le forniamo tutti i dati relativi alla struttura, perché sennò così può sembrare ma qui l'acqua deve avere contezza di quello che è la struttura. Voglio dire, si tratta. Sono d'accordo con lei, è tutto previsto, però no. Lei lo vuole già realizzato. Non mi faccia capire cosa. Mi faccia capire perché se quest'opera è ultimata ormai da qualche anno. Non è. Scusi, queste opere, gli ultimi interventi sono stati fatti anche recentemente, da pochi mesi. Quindi se poi dobbiamo dire che è un'opera che c'è già da 10 anni qui e che non funziona, diciamo pure. Non diciamo, dobbiamo dire la verità. L'informazione a questo punto di vista si deve dare per quella che è. Questa opera ci è stata consegnata da poco tempo e soprattutto devo dire, anche questo è un dato importante, ci sono interventi che nel corso di questi mesi sono stati fatti. Dopodiché si fa un bando. Ma sempre in progress, si deve andare in questa regione, ma è possibile si lavori sempre in progress? Ma non lo dica a me, ma questo è il dato. E d'altra parte mi scusi, ma quando sono intervenuto io ancora le somme per completarlo non erano state neppure erogate. Di cosa stiamo parlando? I 3,5 milioni che ci ha poi dato la regione per completarlo, li siamo andati a recuperare noi. Senta, le faccio una domanda. Prego. Ma l'attrezzatura che abbiamo vista non doveva essere a carico di chi poi gestiva la cosa? Mi scusi, perché no? Mi scusi. Cioè, chi gestisce poi attrezzature acquistate con soldi pubblici? Qui entriamo in un campo strettamente commerciale dove molto probabilmente ci possiamo anche confrontare. Lei uno spazio vuoto lo prende e si assume l'onere di costi, prima dei costi e poi anche di riempirlo. Se invece lo trova già attrezzato, lei dice diventa più appetibile. Molto probabilmente diventa più appetibile. Noi abbiamo fatto questo sforzo ulteriore, farlo diventare appetibile. Sindaco, però Sindaco, quell'attrezzatura che abbiamo visto c'è da un po' di tempo, insomma, allora voglio dire, non ha raggiunto l'obiettivo che è quello dell'appetibilità della struttura. Ma forse lei in questo pensa che dovremmo fare quello che si dice lo spacchettamento, cioè significa adesso io assegno questo la palestra e poi il resto ci penso? Non credo che possiamo fare così. Ma chiavi in mano, le devo consigliare chiavi in mano, l'unica cosa che non è chiavi in mano è il ristorante che invece va, che è quello lì e che va invece, anche quello è tutto quello va arredato. Quindi non c'è nulla lì. Quello è l'unico, tutto il resto è già chiavi in mano e questo sta a significare che la opera complessivamente può fornire un servizio importante per tutta l'area urbana. A patto che si trovi qualcuno che la gestisca. Sì, ma se facciamo sempre quelli negativi nel nostro territorio, negativo, io lo dico perché anche l'idea di dire ma forse non si fa, forse ma lei, scusi, un po' di positività nelle cose, cominciamo ad averla. Delle richieste ce ne sono pervenute, molte richieste. Gli imprenditori calabresi, imprenditori del nord Italia, imprenditori europei, ci sono sia imprenditori calabresi e anche del nostro territorio e ci sono anche interessi che sono stati manifestati da imprenditori che non sono calabresi. Sono in attesa tutti dalla presentazione di questo nuovo bando, dopodiché potremo fare una seconda intervista e vedremo come vanno le cose. Ma migliore offerta oppure l'amministrazione comunale indica una cifra
al di sotto della quale non si può scendere? Ma guardi, la cifra noi l'abbiamo già indicata ed è una cifra, ed è una cifra assolutamente simbolica. Simbolica erano 10.000 euro, ma non è questo 10.000 euro sì, all'anno. Ma non è il costo. La vera scommessa di questa amministrazione è che questa opera deve diventare un servizio per i cittadini, non deve essere un momento di finanza per il comune. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Se non, voglio dire, questo è il senso della cosa. Però diciamo, l'estate ormai ce la siamo giocata, ci vorrà il prossimo anno. Vabbè, ma perché lei pensa all'estate? Questo è un luogo che può funzionare tutto l'anno. C'è una parte che non funziona, per questo qui ovviamente non funziona, ma tutto il resto deve funzionare tutto l'anno. Cioè, anche questa, devo dire, è stato uno ma mi faccia capire, si è dato un lasso di tempo entro il quale bisogna chiudere. Io le ho detto che entro l'anno noi dobbiamo chiudere. Entro quest'anno. Lasciamoci così. Vabbè, entro l'anno noi dobbiamo chiudere. Questa è la scommessa e questo è lo sforzo che stiamo provando a fare, sapendo però che le cose vanno dette per bene, perché i cittadini poi queste cose le devono sapere, sapendo che l'amministrazione sta facendo di tutto per avviare questa importante opera. Mi apro una parentesi, ma l'imprenditore che dovesse aggiudicarsi la gara dovrà assumere gente che abita a Rende? Certo. Sono posti. Quanti posti di lavoro avete no. Guardi, ci sono più servizi, come lei ha visto, e più cose. Parliamo nell'ordine di qualche centinaia di persone che deve fare. Però le devo dire anche un'altra cosa, perché su questo forse dobbiamo meglio anche chiarire e vedere quali sono tutti gli aspetti. Qui si tratta di fornire più servizi che funzionano tutto l'anno. Pensi agli eventi, pensi a quello che è la stagione estiva con tutte le cose che ci sono, pensi a tanti altri aspetti. Cioè, è davvero appetibile. Qualcuno che organizza solo eventi ha detto: questa qui decollerà se facciamo un progetto per eventi. Allora, se ha le 10.000 euro le mette. Ma non sono quelli. Se ha le caratteristiche deve garantire che questa cosa che si apre non si chiude il giorno dopo. Questo è il rischio. Questo è quello che dobbiamo garantire nell'interesse di tutta la città. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.